sfida del 2023, prima gara del girone di ritorno del massimo campionato regionale calabrese con la Reggio Mediterranea di mister Sorgonà che riprende la rincorsa alla vetta. Lo fa sul campo del Città di Agri e si è congedata con una sconfitta sul campo della Gioiese nell'ultimo turno del vecchio anno. Reggio Mediterranea che invece ha ottenuto una vittoria di misura sul Bocale. Mister Sorgonà che non si discosta dal consueto 4-3-3 che vede schierato di fronte a Morabito, Falsia, Barnoschi, Nasuti ed Herrera con Ballerini, Tersinio e Verducci a comporre la cerniera di centrocampo. Tridente composto da Trepaz, Fioretti e Salvador. Dirige l'incontro la signora Pittella di Crotone, coadiuvata da Roberto e D'Amico di Lamezia Terme. Osservato questo di silenzio in onore di Gianluca Vialli come in tutti i campi. Al terzo, prima offensiva della Reggio Med, il corner di Tersinio prolungato sul secondo palo da Nasuti. Barnoschi rimette dentro, Verducci da pochi passi non riesce a ribadire in rete. Al sesto è Salvador a innescare Trepaz, palla in profondità per Fioretti che attacca bene lo spazio. L'ex Nebros prova a liberarsi al destro, trova Puskas sulla sua strada. Sono le prove generali del gol del vantaggio che arriva al 12esimo. Tersinio per Verducci, tra le linee, Salvador indisturbato, entra in area di rigore, lascia andare il destro. Il vantaggio della Reggio Mediterranea col proprio numero 7, 0-1. E compagine Amaranto tutt'altro che sazia. Serve il bis al 21esimo, gran palla messa dentro da Salvador per Fioretti. Puskas il primo intervento sulla ribattuta, ancora Fioretti ad azzannare il pallone e fare 2-0 un minuto più tardi. Tersinio per Ballerini, l'imbucata ancora per Fioretti, palla in buca d'angolo. Gioco, partita, incontro dove appena 22 minuti ha servito già la doppietta Simone Fioretti. Città di Agri, fanalino di coda del girone in totale balia della Reggio Mediterranea che continua a offendere al 27esimo e Fioretti a provarci alla distanza. Il suo destro sibila vicino alla base del palo. 29esimo il passaggio errato di Falsia, libera però in campo aperto Groccia a tu per tu con Morabito. Groccia riaccende un lumicino di speranza per la compagine rossonera a gettare acqua però sul timido focolaio del Città di Agri. La Reggio Mediterranea con questa spettacolare azione tutta in verticale che libera Trepaz in area di rigore. Il fantasista argentino va col destro e serve il 4-1, prima rete stagionale per l'esterno di mister Sorgonà. Continua a far quel che vuole in avanti a Reggio Mediterranea, qui con Marottoli che dopo aver seminato il panico sulla sinistra colpisce il legno. 38esimo corner di Salvador messo dentro, la sfera arriva a Fioretti, ci prova in acrobazia, poi Nasuti risolve la mischia. 5-1 per la Reggio Mediterranea, prima marcatura stagionale anche per il difensore Amaranto. Segue il duplice fischio e la signora Pittella. Reggio Mediterranea che archivia la pratica Agri già in questa prima frazione di gioco, dà il via ai cambi con Costantino che rileva Salvador durante l'intervallo. La ripresa inizia sulla falsa riga della prima frazione di gioco con Fioretti che ci prova in avanti al 46esimo. 5 minuti più tardi il cross dalla destra di Costantino per Verducci che tenta in tutti i modi di trovare la gioia personale, non inquadrando però il bersaglio grosso. Ancora un'occasione con Fioretti che va via a destra da uno sguardo in mezzo, poi cerca la tripletta personale e trova Puskas sulla sua strada prima di lasciare il campo al 56esimo in favore di Giordano. Esordio anche per il classe 2006 Mescar in luogo di Verducci all'ora di gioco. Reazione del Città di Agri che torna a bussare. Molinaro in profondità per Groccia a tu per tu con Morabito, non riesce a bissare la rete della prima frazione. 3 minuti dopo l'ora di gioco Trepaz sfonda a sinistra, il pallone in mezzo arpionato da Mescar. Il destro del 2006 si presenta così, 6-1, risultato tennistico sul campo del Città di Agri. Si iscrive al tabellino dei marcatori anche il giovanissimo di mister Sorgonà che valorizza anche la propria linea verde. Al 64esimo avvicendamento tra i pali tra Currà e Morabito, recupero palla di Ballerini 3 minuti più tardi che cerca la gioia personale, strozza il tiro con il destro. Ultima sostituzione con Errante che rileva Trepaz. Non c'è più niente da raccontare, solo il triplice fischio del direttore di gara. Reggio Mediterranea schianta il Città di Agri per 6-1 e resta in scia alla Gioiese, lontana 7 punti in classifica. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.